Abitavamo vicino al bosco, no? E una casetta fatta in tempo di guerra, mio papà l'ha fatta piccolina. E lì erano dei fossi di pantano, no? E tutti i bambini venivano sempre da noi a giocare. Si prendeva su quel pantano, nel fosso, si faceva bene con le mani. Si prendeva questo pantano di argilla però. Argilla, se lo metteva nelle mani, lo si pestava bene così, in giro più alto e in mezzo un po' meno alto. Quando era duro di qua e di là si faceva come un cavo dentro più fine e dopo pum, faceva un bel tuono. Il tuono più alto guadagnava un altro pezzo di pantano per fare quella cosa lì. E quello che non faceva pum, quello non valeva niente. E mi dicevano a me, insegnami come lo fai. Arrangiati, dicevo io. Arrangiati, fallo tu. Io no, io faccio per me, tu ti fai per te. Quando non scoppiava, diceva vesse. E lì sempre tutti i giorni quella cosa lì, si andava a casa tutti pantanati. Quello lì e quella dell'Aquilone erano per me le meglio, ma io correvo in un modo, mi piaceva sempre correre.